Ben ritrovati con noi in questo appuntamento con il Comune di Udine, tutti gli aggiornamenti anche in quanto a prossimi appuntamenti in calendario ancora in questo mese di settembre. Intanto con il sindaco Pietro Fontanini, che siamo andati a ritrovare, che siamo felici di aver ritrovato direttamente nel comune, nella sede del Comune di Udine. Gli facciamo il nostro bentornato anche qui su Radio.0. Andiamo a seguire anche i risultati, quali sono stati i numeri di questa 28esima edizione di Friuli Doc. Intanto io vi ricordo che sul nostro sito radio.0.it è sfogliabile anche la nostra brochure con tutti gli aggiornamenti per Friuli Doc e tutte le ricette dei nostri ascoltatori, e quindi andatele a sfogliare perché sono veramente molto interessanti e molto gustose. Ma noi passiamo subito a Udine, passiamo la linea anche al sindaco Pietro Fontanini. Abbiamo appena concluso Friuli Doc, è stata una bellissima manifestazione perché finalmente siamo riusciti a fare Friuli Doc senza il contenimento e gli accorgimenti per prevenire sto benedetto coronavirus. È andata molto bene, anche se eravamo preoccupati perché all'inizio le previsioni meteorologiche erano molto negative. Si parlava di tanti temporali, di tanta pioggia, invece per fortuna c'è stata un po' di pioggia, ma non ha influito poi sul risultato. Io penso che quest'anno siamo cresciuti ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell'offerta, cioè questi prodotti tipici del nostro territorio realizzati dalle Proloco, realizzati da queste persone che volontariamente mettono a disposizione il proprio tempo per offrire il frico, per offrire i gnocchi, per offrire il pesce, il cervo, cioè tutte le cose che sono state oggetto di questo Friuli Doc nella tradizione, tra l'altro anche degli anni passati. Quindi io penso che la gente che è venuta in questi giorni a Udine sia ritornata a casa con soddisfazione, abbia gustato qualcosa di molto particolare e abbia conosciuto ancora questa città. Una città che è ancora pronta ad accogliere tante persone. Domenica prossima ci sarà la maratonina, un altro appuntamento che raccoglie tantissime persone, non solo atleti che vogliono cimentarsi in questa gara di corsa, ma anche poi semplici cittadini che vogliono percorrere le vie della città correndo, camminando, dipende poi dalle proprie capacità fisiche, per fare la mezza maratonina, magari un percorso anche più breve, e ripeto, stare assieme, stare in compagnia per questa manifestazione che oramai è diventato un appuntamento storico per la città di Udine. Ricordo anche che i nostri musei sono aperti e ospitano delle mostre importanti, quella dedicata all'architetto Daronco, il grande protagonista del secolo scorso per quanto riguarda la realizzazione di tante bellissime opere, tra cui il Palazzo del Comune di Udine, ma tante altre opere realizzate anche in Turchia, a Istanbul in particolare. Quindi siamo pronti, ci prepariamo anche poi per Ain Prosit, un altro appuntamento importante per la città, per coloro che vogliono venire e frequentare con qualche ora di tempo la nostra città di Udine. Quindi vi aspetto ancora a Udine, come sempre benvenuti nella capitale del Friuli.